Non vedo l'ora che salga a bordo. Il mio ospite di oggi è un rapper, anzi di più un musicista, anzi di più un paroliere, e ha un sacco di cose da raccontarci. Le ha raccontate a tutti nel suo ultimo libro e nel suo ultimo album, ma scopriamo subito chi è. Nella macchina. Mi trovo davanti ad una libreria, eccolo, lo vedo, jeans, già ci suonano perché ovviamente siamo a Catania, c'è fretta. Prego, prego, salite a bordo. Ciao! Ciao, Come va? sono il vostro passaggio per il Mango. Grazie, Ciao. passaggio, come stai? Gianluca Figariello in arte Gammon. Molto piacere. Piacere. Ci suonano, scusate, andiamo, stavo solo Andiamo. prendendo il mio ospite. Allora, ciao Francesco, Ciao. lui Francesco è il tuo tour manager. Sì, esatto. Allora, intanto abbassiamo Corretto. l'aria condizionata perché per i cantanti l'aria condizionata fa male, giusto? Meno male, che premura. Poi io sono molto premurosa con i miei ospiti, li porto sani e salvi sempre a destinazione. Questa è Bene. la cosa importante. Questa è un'ottima cosa da sapere. E allora, benvenuto a Catania, ma non è la prima volta che tu vieni a Catania. No, però le altre volte non mi ha mai dato nessuno il benvenuto, perciò quindi lo accetto. Fantastico, sono contentissima. Ti sto accompagnando al MA, perché stasera suoni, Esatto. ma prima del live non ti potevi far mancare così un un firmacopie del libro. È come una molla in giro per l'Italia, che poi è una cosa che mi piace tanto. Poi così riconsumi tutte le energie, ti stanchi, ritorni diciamo in letargo per un pochino, riaccumuli l'energia e riparti da capo, e questa è la vita che mi sono scelto. Il libro si chiama Io sono... Diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle, ce l'ho fatta. L'abbiamo detto tutto di fila, e secondo me già dal titolo in molti si possono ritrovare. Beh sì, perché poi in effetti veramente nella vita si prova a rimanere se stessi, ma si cambia pelle tante volte, perché ovviamente cambiano le situazioni in cui uno si trova. Io poi alla fine il cambiamento ho capito che proprio era parte di me, quindi lo accolgo, cioè non voglio evitare di cambiare. Poi a certe volte è proprio necessario, a certe volte devi come dire, invitare tu il cambiamento della tua vita un po', devi essere tu un po' il catalizzatore. Come sta andando il tour del nuovo disco, Mezzanotte? No, molto bene, molto bene. In realtà è un concetto molto una cosa abbastanza inedita come miscuglio di generi per l'Italia, e quindi stiamo veramente così buttando tanti semi in giro per l'Italia, ma la risposta è già molto buona. Vuoi sapere adesso dove sono? Sono come sotto un temporale, né un ombrello né un accappatoio mi protegge dal male. L'album è molto complesso perché ha più strati, sia dal punto di vista melodico che dal punto di vista dei testi. Tutti ti riconoscono una grande ricchezza lessicale, e oggi che si prova a fare tanta musica anche in inglese, c'è il trap che in questo momento sta spopolando, fare il tuo genere e continuare a modificarsi anche, no? È difficile, ma a te piacciono le sfide. Sono proprio appassionato delle sfide io. Poi se c'è una cosa, se vedo che c'è una cosa che vorrei fare distante e difficoltosa, allora io dico no, allora la faccio. Ancora di più la farò. Hai detto bene che il disco è fatto a strati, è organico, cioè ovvero contiene veramente tanti elementi, non uno solo, e quindi pian pianino ascoltando secondo me si può capire bene tutti quanti i piccoli elementi della ricetta. È come quando senti pian piano che mastichi tutti i gusti delle cose, e così è questo disco. Nella macchina. Allora, io ho fatto una piccola deviazione, cioè sto leggermente tornando indietro, perché dato che non hai avuto modo di passeggiare per Catania, qui siamo in una piazza importante. Infatti non capivo cos'era questa Allora, questa è la struttura. chiesa di San Nicolò, che ormai è una chiesa, come si dice, sconsacrata. Sconsacrata, sì. E questo è uno dei monumenti più belli della città, insieme al Duomo, insieme ad altri. Questa è la chiesa di San Nicolò. Accanto c'è il monastero dei Benedettini, che ospita la nostra università, la facoltà di lingue, ok. di lettere. Grazie di questo mini tour. Vedi, il passaggio in auto, questi 10 minuti di intervista includono anche il tour di Perché Catania. sai che quando si fanno cose come i concerti o i firmacopie,
ti dice sempre sei fortunato che giri tanto l'Italia, però in realtà non c'è, si arriva diciamo al luogo del concerto, si va in albergo, si va a fare la prova dell'impianto, il sound check, la cena, si suona e si va via, quindi della città non si vede mai nulla, quindi grazie di questo piccolo giro perché mi fa piacere. Accettato che è bellissimo rilassarsi nel pericolo, dentro agli attacchi di panico, la vita chiede rischi maggiori. Oggi in casa mia un cunicolo arredato dopo un incubo. Tu hai avuto un periodo, diciamo, in cui sei sceso in cantina? sì, corretto. Hai fatto un po' di pulizia? Sì. Hai detto questo lo tengo, questo non lo tengo. Che ci metti in cantina? Diciamo le cose che non usi, Che le non cose usi che più. devi conservare, poi alcune cose che non vuoi tra i piedi in casa, dici vabbè questa non la butto ma non la voglio vedere tra i piedi in casa. E quindi poi quando ogni tanto vai devi mettere ordine pure nella cantina, che significa rinunciare a delle cose, metterti le mani nei capelli perché dici Madonna qua è tutto impolverato. E così è a volte pure nella vita, sono dei momenti dove uno dice vabbè qua ora è arrivato il momento di mettere ordine, fare posto, buttare via qualcosa, riportare qualcosa in casa e a volte è faticoso, no? Diciamo che ho questo mezzo della musica che mi permette poi di raccontarlo. Di parlarne, Sì. stiamo parlando ovviamente della depressione, tu non hai avuto Sì. paura o timore o pudore di dirlo, anche perché dico, ci passano tante persone e hai il potere tu anche un po' di aiutare gli altri, no? Sì, la condivisione paga alla fine, perché io poi non mi sono proposto di dare chissà quale formula agli altri, no? Per dire guardate io vi do la formula per uscire Anche perché dalla non c'è, depressione. ognuno deve trovare la sua. Esatto, ma magari invece ho condiviso il fatto che ci sono passato, però raccontare che magari una persona che ti ascolta e vede che, insomma, che fai il cantante, che magari hai successo e ti pensa in qualche modo anche un pochino invincibile, privilegiato, dire che però poi siamo delle persone che abbiamo magari anche momenti I problemi di che hanno difficoltà, tutti. esatto, come gli altri, e dire ci sono passato e l'ho affrontato ripartendo da me stesso, parlandone, e quindi ve lo racconto e vi invito a parlarne, a non tenervi le cose per voi, perché parlarne è il primo passo, diciamo, per prendere coscienza che magari uno ha un problema, che evitare di dirlo, evitare di dire che uno ha un problema e te lo tieni per te, invece ammettere la difficoltà anche se un pochino magari ti vergogni ti aiuta, però è un primo passo per dire ok, devo fare qualche cosa per stare meglio. Noi siamo quasi arrivati, ma prima di arrivare ero curiosa di chiederti una cosa. Sì. Che scarpe indossi? Oggi quali indossi? Un paio di Jordan 3 Tinker. Ah, ok, sono quelle firmate oppure autografe oppure no? Non sono magari avessi un paio di scarpe firmate da Michael Jordan, però diciamo che non mi lamento. Leggevo che hai la fissazione per le scarpe, Mm. per le sneakers, attenzione, Sneakers. è una cosa differente, c'è tutta Sì. una cultura legata alle Sneakers è sneakers. una scarpa da ginnastica. Ne hai appena? Superiamo le 400. Più di 4, quindi peggio di una donna. Sì, diciamo peggio di varie donne messe insieme. Te la batti tu e Chiara Ferragni a scarpe. Beh, Quasi. diciamo che forse io ne compro di più di lei, perché Solo che lei poi le rivende. Esatto. Gliele danno No, gratis. no, io non ci penso proprio. Sono la mia collezione. Tu le collezioni? Quindi la mia collezione me la tengo stretta proprio con tanta fierezza. Ma alla fine è un collezionismo, quindi è una cosa anche bella, divertente. Ti lascio a destinazione, mi ha Grazie fatto davvero del piacere passaggio, questa grazie mille. chiacchierata, averti conosciuto. In bocca al lupo. Viva il lupo! Grande che è. Grazie.